È martedì 19 novembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. E allora subito le notizie, cominciamo e andiamo alla giornata di ieri con l'ultimo saluto a Margaret, a Lentini nella chiesa madre. 22 rintocchi di campana hanno poi accompagnato fuori proprio dalla chiesa il feretro di Margaret. La sorella, vedevi il mondo, ha detto, in un modo diverso. Una ragazza molto educata, sempre puntuale a scuola, come ha detto la mia collega, una ragazza che aveva tanti sogni, siamo molto dispiaciuti. Ricorda così Margaret la sua professoressa del liceo classico Gorgia Vittorini di Lentini. Nella chiesa di Sant'Alfio, attorno alla sua bara bianca, ci sono anche gli ex compagni di classe increduli, i suoi colleghi di lavoro della RSA, tanti giovani amici della famiglia molto conosciuta in paese, stretti in un abbraccio attorno a mamma Loredana, al papà Giuseppe, alla sorella Manuela, che hanno chiesto di rispettare il loro dolore. Le telecamere restano fuori a raccogliere ricordi commossi, come quello dell'amico del fidanzato Salvatore. Era sconvolto da questa situazione qua. Margaret era meravigliosa. A volte eventi della vita ci travolgono facendoci riscoprire tutti più fragili, ha detto Don Maurizio Pizzo, che ha celebrato i funerali. Non ti ho mai sentito parlare male di qualcuno o giudicare, tu vedevi il mondo in un modo diverso, ha ricordato tra le lacrime la sorella. 22 rintocchi di campane, tanti quanti i suoi anni, accolgono l'uscita del feretro. I messaggi di amore affidati ai palloncini bianchi, come quello di Salvo, sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Dolore e rabbia per quella morte che ha infranto i sogni di una ragazza che per ritoccare la punta del naso aveva scelto fra i tanti visti sui social lo studio medico finito adesso nell'inchiesta della Procura di Roma. E a proposito dell'inchiesta, saranno ascoltati presto dai PM 2 medici indagati per la morte di Margaret Spada. Si indaga per omicidio colposo. L'Ordine dei Medici ha aperto un fascicolo, è stata annunciata una interrogazione parlamentare. Vediamo. Il dubbio atroce è che con un opportuno e immediato intervento Margaret si sarebbe potuta salvare. Insomma, una tragedia evitabile. E quanto emerge dalla relazione dell'ASL 2 di Roma sul cosiddetto percorso clinico-assistenziale della 22enne di Lentini, morta il 7 novembre scorso dopo un intervento estetico al naso in uno studio medico della zona euro di Roma. Secondo l'azienda sanitaria, la giovane non sarebbe stata sottoposta a una corretta e pronta rianimazione cardiopolmonare prima dell'intervento del 118. Nell'atto aziendale si afferma che la notte del ricovero all'ospedale Sant'Eugenio, dove Margaret è arrivata in arresto cardiaco, la paziente ha manifestato l'insorgenza di un'aritmia totale, con i cardiologi che hanno escluso l'esistenza di una sindrome cardiaca precedente. La situazione era di fatto già compromessa, con un edema cerebrale grave e resti di cibo come se nessuno le avesse detto di non mangiare prima dell'anestesia. Nel registro degli indagati sono finiti i 2 medici titolari della struttura, che saranno presto ascoltati dai magistrati, che nel frattempo stanno sentendo anche ex pazienti dell'ambulatorio. L'ipotesi è di omicidio colposo. La procura sta verificando anche l'esistenza delle autorizzazioni necessarie in capo allo studio, che ora è sotto sequestro per quel tipo di intervento che veniva sponsorizzato sul web, dove la giovane lentinese l'aveva trovato. Previsto un nuovo sopralluogo del NAS per svolgere un inventario e verificare le strumentazioni di emergenza presenti. L'Ordine dei Medici ha annunciato l'apertura di un fascicolo nei confronti dei 2 indagati. Sul caso Margaret Spada è stata annunciata una interrogazione parlamentare per chiedere l'intervento urgente del Ministero della Salute. Adesso andiamo da Emanuela per rivedere questa notizia anche dai quotidiani. Sì, a proposito delle indagini, Angelo, andiamo a vedere il Corriere della Sera di oggi perché ci sono nuovi elementi appunto sulle indagini per la morte di questa ragazza. Margaret, leggiamo i 3 giorni per cancellare
tutto con tanti chat e analisi. Lo studio ripulito. L'ipotesi è quella anche di depistaggio, cioè i due medici, padre e figlio, hanno cercato di fare sparire tutte le tracce della loro attività. E poi ieri abbiamo visto i funerali della 22enne, ma andiamo a vedere che cosa manca. I Procopio non hanno fornito, né forse avrebbero potuto fornire, perché manca la documentazione relativa a questo intervento. Lo aveva concordato via chat la ragazza direttamente con Marco Antonio, senza peraltro ricevere l'indicazione di presentarsi a digiuno, come abbiamo visto. Infatti sono stati trovati anche residui di cibo nei bronchi. Ha firmato il consenso informato, che è un obbligo di legge, soprattutto quando ci si sottopone a degli interventi, e poi non ha neanche fornito indicazioni su eventuali allergie ai farmaci. I due medici non hanno poi esibito la documentazione amministrativa del centro, per il quale avevano chiesto invano 2 volte l'autorizzazione per interventi di chirurgia, ma la regione ha confermato di non averli mai dati, di non aver mai dato queste autorizzazioni. Ma intanto andiamo a vedere anche l'altra notizia, l'addio straziante a Margaret. Siamo sulla Gazzetta del Sud di oggi. I nuovi retroscena dell'inchiesta a Lentini, funerali della 22enne morta a Roma dopo l'operazione al naso. L'ASL di Roma, come abbiamo visto nel nostro servizio, ha detto l'intervento di rianimazione non è stato tempestivo ed è stato inadeguato, forse la ragazza si poteva salvare. E poi ancora, per quanto riguarda i funerali, la Sicilia di oggi, eri la stella che ho chiesto a Dio, rimarrò accanto al tuo principe. Straziante addio alla ragazza morta per l'intervento di rinoplastica a Roma. Oggi la Sicilia però approfondisce un po' questo tema, lo allarga, perché queste ragazze ricorrono sempre più spesso a questi interventi, perché tante hanno un'immagine distorta allo specchio. Si chiama dismorfofobia ed è questa ossessione che porta poi ai bisturi. I campanelli d'allarme sono soprattutto nei giovani. Quali sono gli interventi estetici più richiesti? Il viso, i filler e poi la ricostruzione, cioè l'aumento del seno, la liposuzione ai glutei, ma anche la liposuzione all'addome, e poi l'epilazione definitiva, che sicuramente rispetto a tutti gli altri è la cosa forse meno invasiva e meno pericolosa. E poi questo tema della chirurgia, soprattutto dei social, che spesso vengono utilizzati anche dai professionisti, viene ampiamente oggi affrontato da Repubblica Palermo, che a proposito del caso Margaret apre questa inchiesta: corsa al ritocco in studi improvvisati, la sanità parallela nel mirino dei NAS. Dopo il Covid sono nati decine di ambulatori e centri promossi sui social, come questo che abbiamo visto di questi due medici. I carabinieri adesso li stanno passando al setaccio. La regione siciliana avvia una ricognizione. E poi questo giro d'affari milionario dietro i filler, dietro questi piccoli ritocchini. Addirittura ci sono i filler party, Angelo, che sono stati scoperti dagli investigatori in pieno centro a Palermo, un ambulatorio in una palazzina in cui facoltosi clienti praticano filler party. Indagini ancora in corso. Questa purtroppo è una moda che arriva dagli Stati Uniti, cioè si organizzano questi party a base anche di bevande alcoliche, nel frattempo ci si fa una punturina, quindi due cose, diciamo, alcol e medicinali, insomma, che è un mix da evitare sicuramente. Allora, grazie. C'è un'ultima ora intanto, prima delle altre notizie. Investita e uccisa da un'auto mentre stava attraversando la strada in pieno centro a Partinico, nel Palermitano. Dunque, complice della tragedia con l'automobilista che non si sarebbe accorto, travolgendo la donna e trascinandola per 10 metri. Questo sarebbe accaduto a Partinico. Adesso torniamo invece a Catania, perché peggiorano le condizioni della madre della piccola Gloria,
la neonata morta giovedì scorso dopo il parto avvenuto al Garibaldi di Nesima. Intanto si attendono i risultati dell'autopsia sul corpicino della piccola, numerosi ancora i punti oscuri da chiarire e la magistratura per l'appunto vuole vederci chiaro. Gloria, e questo è il nome che mamma e papà avevano scelto per la loro piccola, la neonata morta poche ore dopo il parto nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Garibaldinesima di Catania. Intanto si aggravano le condizioni della madre della piccola, che adesso ha la febbre alta e una situazione clinica non chiara. Sono tanti i punti oscuri che la magistratura dovrà chiarire, a partire dalla corsa al pronto soccorso della mamma di Gloria 3 giorni prima del parto con copiose perdite di sangue. La donna, alla 40ª settimana di gravidanza, ci racconta l'avvocato della famiglia, è stata rimandata a casa con il consiglio di fare una doccia calda. Ritorna in ospedale il 13, alle 6 del mattino, un giorno prima del parto. Ha delle contrazioni fortissime. La ginecologa di turno decide di fare una manovra manuale per rompere le membrane. Dopodiché viene lasciata in una barella al pronto soccorso per 8 ore. Un lungo travaglio, dolori fortissimi, 7 centimetri di dilatazione. A quel punto mi aspettavo un cesareo, ha detto il papà della piccola all'avvocata Amata che segue la famiglia. I medici, ostinandosi nella scelta di un parto naturale, estrarranno la piccola con l'aiuto di una ventosa, un attrezzo che ormai si usa con rara frequenza in sala operatoria. La piccola Gloria, apparsa subito cianotica, morirà nella culla termica nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Garibaldinesima, prima di conoscere il mondo, prima di riabbracciare mamma e papà, intravisti solo per pochi istanti dopo il parto. Nei prossimi giorni sarà nominato un medico legale per eseguire l'autopsia, essenziale per conoscere le cause della morte della piccola Gloria. L'ospedale Garibaldi ha aperto un'indagine interna per fare chiarezza sulla vicenda. Adesso voltiamo pagina, ma restiamo a Catania. Il capoluogo etneo è sempre in testa per i costi della Tari. Messina, la città più virtuosa, con un calo della tariffa pari al 29,8%. Palermo differenziata ferma al 15,6%. Si conferma Catania, il capoluogo di provincia con il più alto importo in Italia della Tari, 594 euro annui, esattamente come l'anno precedente. Il rapporto 2024 dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanza Attiva considera una famiglia tipo composta da 3 persone e una casa di proprietà di 100 metri quadri. Dei 10 capoluoghi dove la Tari è più alta, 7 sono al sud. In Sicilia, oltre a Catania, figura anche Trapani con 453 euro. Il calo della tariffa Tari più consistente in Sicilia è a Messina, che passa da 453 euro del 2023 a 318 di quest'anno, con un calo del 29,8%. Tutto legato alla percentuale della differenziata, che complessivamente nell'isola sale arrivando al 51,5%, comunque lontana dalla media nazionale del 65,2%. A pesare in negativo, Palermo ferma al 15,6% e Catania, dove il dato di riferimento di cittadinanza attiva del 22% è stato ampiamente superato ed è attualmente condizionato da attività di sensibilizzazione sul territorio, come conferma l'assessore Massimo Pesce. Grazie alle nuove aperture di isole ecologiche e ad una crescente sensibilità dei cittadini, la situazione migliora. Siamo a circa il 37% di raccolta differenziata, questo ci fa ben sperare per il futuro. Le città capoluogo, che quest'anno hanno avuto il maggiore aumento percentuale della Tari, in tutto 83, sono guidate da Caltanissetta con un più 24,1%. È un tema questo che chiaramente condiziona la vita un po' di tutti noi, quello delle tasse, dei tributi, e la Tari poi, come abbiamo sentito, a Catania in particolare, è piuttosto salata. Non saranno contenti i catanesi per nulla. Salasso Tari, vediamo sulla Sicilia, Catania prima d'Italia, però qualche primato insomma arriva. A Caltanissetta l'aumento più alto, l'impietosa foto di Cittadinanza Attiva che ha analizzato tutti i capoluoghi di provincia italiani, ma vediamo in Sicilia appunto con Catania che vince questo
questo triste primato, 594 euro di media nel 2023. La media regionale è di 396, scusami, nel 2023, 390 nel 2024. Catania però mantiene lo stesso importo in entrambi gli anni. E poi la Gazzetta del Sud invece, che parla di Messina, che esce dalla lista delle 10 città più care. Il rapporto appunto di cittadinanza attiva: Trento è la città più economica, si pagano 183 euro annui di media. Andiamo a vedere le altre notizie, Angelo, vediamo anche le prime pagine, quindi restiamo sulla Gazzetta del Sud. Messina a picco il commercio, questi sono i dati dell'andamento dell'economia nel report dell'ente camerale, lieve crescita negli ultimi 3 mesi invece per quanto riguarda il settore delle costruzioni. E poi ci sono tante altre notizie che vedremo magari tra poco, che riguardano la politica italiana, ma anche la situazione all'estero per quanto riguarda soprattutto le guerre e la guerra in Ucraina. Andiamo a vedere sempre a Messina, ulteriore fase per l'azienda Acque, Davide Maimone è il nuovo direttore generale. A Santa Teresa di Riva, sosta a pagamento, il nuovo servizio partirà il 27 novembre. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica Palermo con... Vediamo intanto il titolo in grande dedicato proprio a questa inchiesta, alla Sicilia dei ritocchini, e poi a Lentini, folle commozione per l'ultimo saluto a Margaret, ma si parla anche di un altro argomento, cioè ancora la questione dei contributi regionali a enti culturali. Sappiamo che è stato scoperchiato il vaso di Pandora anche grazie a delle inchieste giornalistiche. La procura adesso indaga sull'ARS, inchiesta dopo il caso Auteri. L'assessora Amata dice: scelte fatte dall'assemblea, sistema da rivedere. Si parla anche di emergenza idrica, oggi in prima pagina, dissalatori mobili, i dubbi dei tecnici, pronti solo la prossima estate. E poi il caso per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, sono stati scoperti finti disoccupati, divorzi inscenati, queste alcune delle truffe appunto del reddito, costate 82 milioni appunto nella nostra regione. Andiamoli a vedere questi finti disoccupati, questi divorziati che poi non continuavano a stare con i rispettivi coniugi, la frode dei sussidi. Gli ultimi 75 furbetti del reddito sono tutti pregiudicati per reati simili e sono sotto processo per aver richiesto il contributo per i disoccupati NASPI pur non avendo mai lavorato. Poi ci sono famiglie che fino al 2019 vivevano insieme e dopo l'approvazione del reddito di cittadinanza casualmente hanno chiesto il divorzio, separazione e hanno mandato via i figli, però questo soltanto sulla carta. Inoltre a Palermo sono oltre un centinaio i percettori che lavoravano con contratti in regola e hanno deciso di farsi licenziare e lavorare in nero per accedere così al contributo. Ieri la Guardia di Finanza ha denunciato appunto 75 persone che hanno ottenuto gli aiuti INPS senza però aver mai lavorato. E poi vediamo lo scandalo dei contributi, turismo, la procura indaga sull'ARS, l'assessore Amata dice che il sistema, quello che va rivisto dopo Siracusa, anche i PM di Palermo aprono un fascicolo, l'assessora ammette le anomalie e annuncia adesso un cambio di passo. La prima pagina del giornale di Sicilia, vediamo le lacrime per Margaret e la tragedia appunto di un sogno, il suo sogno era quello di rifarsi il naso, ha pagato con la vita. La scuola ascolti e aiuti di più i ragazzi. E poi c'è il ricordo della sorella Manuela che ha detto: sei stata il regalo più grande che potessi ricevere, noi due siamo sempre state legate perché io volevo vederti felice. E poi si allargano i controlli per quanto riguarda l'inchiesta dei PM, il giovane medico bocciato ai test in Italia, la laurea poi è stata ottenuta in
Romania. Questo sempre a proposito dell'inchiesta sui 2 medici che hanno operato questa ragazza. Andiamo a vedere altre notizie. Alla Regione, assunzione negli enti della formazione, pronte regole più rigide. Poi al processo Ergest cadono le accuse, assoluzione per tutti. L'inchiesta era sulla gestione dei fondi. L'indagine è stata aperta nel 2018, riguardava 18 milioni di tasse addizionali sugli imbarchi di Birgi, scagionati il presidente Salvatore Ombra e gli altri amministratori. Ergest è il gestore appunto dello scalo di Trapani di Birgi. E poi al Teatro Massimo c'è l'intesa sulla conferma Betta sovrintendente. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia e vediamo intanto regionali. Avviso al governo Meloni, tra poco vediamo appunto come è andato il voto in 2 regioni, cioè Umbria ed Emilia Romagna, e poi colpa di tutti a Lentini, straziante addio a Margaret, morta per un intervento di rinoplastica. La deriva dei social è l'incubo dello specchio. Ancora rifiuti, stangata indifferenziata a Catania, la Tari più cara. E poi fondi del turismo, Auteri a Palermo, un altro fascicolo dopo l'esposto di Lavardera AIPM, come abbiamo visto anche negli altri quotidiani. Rischio idrogeologico, i conflitti di interesse del soggetto attuatore nominato da Schifani. E poi il processo Iblis, verdetto dopo il rinvio della Cassazione, ci sono 3 assoluzioni, 5 anni ridotti a fagone. Velocemente vediamo anche la prima pagina della provincia di Catania. C'è questa notizia in primo piano, una casa per papà separati, ma questi separati veramente e indigenti. La famiglia vincenziana ne realizzerà 13 appunto strutture nel mondo, di cui una si trova proprio a Catania, l'unica italiana. L'iniziativa in vista del giubileo consentirà a tanti padri disperati di trovare un rifugio in cui possono ospitare anche i propri figli. Questa è una fotografia anche di una situazione che purtroppo di cui si parla poco, Angelo, soprattutto dopo le separazioni, dopo i divorzi. Grazie Emanuela, con te ci ritroviamo fra poco per la rassegna stampa nazionale e internazionale. Adesso apriamo il nostro collegamento con la Polstrada, il compartimento della Sicilia orientale. Andiamo a Catania dal sovrintendente Vito Giovanni Russo. Buongiorno, ben trovato. Qual è la situazione stamattina? Buongiorno direttore, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori dalla sezione di Catania del compartimento polizia statale della Sicilia orientale. Diamo subito uno sguardo alle viabilità sulle autostrade e sulle principali strade statali della Sicilia orientale. Segnaliamo subito un incidente stradale tra 2 veicoli sulla Siracusa-Gela in direzione di Siracusa, all'altezza di Ispita. Incidente già in via di soluzione con leggerissime ripercussioni sulla viabilità che continua ad essere abbastanza fluente. Sulla A18 Messina-Catania in direzione Catania si registrano i rallentamenti da Giare alle Cireali a causa dell'estinguimento della careggiata per lavori di pulizia e ripristino della sede stradale posto alluvione dei giorni scorsi. I consueti rallentamenti dovuti all'ora di punta li registriamo anche sulla diramazione della 18 in direzione Catania Centro e sulla tangenziale di Catania sin dallo singolo paese Tinei in direzione sud, quindi in direzione Siracusa. Sulla A19 Catania-Palermo persiste la chiusura ormai cronica dello svincolo di Enna in entrata e uscita sulla careggiata direzione Palermo, quindi chi proviene da Catania deve uscire a Mulinello. Sulla A20 Messina-Palermo la careggiata tra Patti e Brolo rimarrà chiusa solo nelle ore notturne dalle ore 22 alle ore 06 in direzione Palermo e si circola liberamente nelle ore diurne. Per quanto riguarda le strade statali registriamo un leggero rallentamento sulla S621 tra Piano Tavola e Mister Bianco in direzione Catania, mentre sulla statale 192 Valle del Bittaino la stessa è interdetta al traffico veicolare per poche centinaia di metri dal chilometro 43 al 43+4 in entrambe le direzioni, quindi si rende necessario il percorso alternativo della A19 Catania-Palermo utilizzando gli svincoli di Agira e Catena Nuova e viceversa. Questa è la situazione attuale, ovviamente sempre in continua evoluzione durante la giornata. Pertanto vi raccomando sempre il rispetto delle norme di comportamento previste dal codice della strada. A tal proposito sappiate che ogni incidente, nonostante l'etimologia del termine possa far pensare ad un evento improvviso ed inatteso,
in realtà è sempre evitabile, poiché è quasi sempre innescato da un errore umano. Pertanto, quando siete alla guida, siate responsabili. Aumentate al massimo l'asticella della concentrazione, soprattutto i più giovani e i meno esperti, e non date mai nulla per scontato. Siate lungimiranti nel prevedere anche le manovre degli altri automobilisti. Prestate particolare attenzione alla segnaletica, soprattutto quella provvisoria, che presuppone un temporaneo adeguamento della velocità, e prestate attenzione ai pannelli luminosi a messaggio variabile, sui quali troverete ogni informazione utile ed in tempo reale. Con queste raccomandazioni, per una guida più sicura e responsabile possibile, dal compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale vi auguriamo una serena giornata. Grazie, una buona giornata anche a lei, al sovrintendente Vito Giovanni Russo, che ha parlato con noi dalla sede proprio della Polstrada della Sicilia Orientale di Catania, per l'appunto il compartimento della Sicilia Orientale. Adesso, stamattina, andiamo a vedere la situazione che c'è come viabilità al Tondo Gioieni, sulla circonvallazione di Catania, lo vedete nel riquadro. Stamattina la situazione è di traffico piuttosto sostenuto, ci sono diversi rallentamenti, come vedete, in tutte e due le direzioni, sia direzione est che direzione ovest. Apriamo un altro collegamento e adesso andiamo in via Vincenzo Giuffrida. Questa è la situazione in uscita dalla città, quindi a salire verso chiaramente la tangenziale di Catania per uscire comunque dalla città, e vedete il traffico in entrata che scorre sul lato sinistro del vostro teleschermo. Questo dunque è quanto ci offre la viabilità cittadina proprio a Catania oggi. Ci dobbiamo fermare, fra poco torniamo con la rassegna stampa nazionale e internazionale, e intanto una breve sosta. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, adesso la rassegna stampa con i quotidiani nazionali per i fatti che riguardano l'Italia, ma anche il resto del mondo. In primo piano oggi il voto delle regionali in Umbria e in Emilia Romagna, dove ha vinto il centrodestra, e quindi vediamo la prima pagina del Resto del Carlino, appunto regionali, doppietta del centro-sinistra, del centro-sinistra, vittoria schiacciante in Emilia Romagna, riconquistata l'Umbria con la sindaca di Assisi. PD primo partito, Movimento 5 Stelle ai minimi. I complimenti di Meloni, e poi ci sono oggi le interviste ai due nuovi governatori, De Pascale per quanto riguarda l'Emilia Romagna e Proietti. De Pascale che vince con il 56,8%, mentre Stefania Proietti con il 51,2% in Umbria. Lo stesso titolo lo sceglie anche il Messaggero, la doppietta del centro-sinistra, anche qui. Regionali in Umbria eletta Proietti, in Emilia Romagna De Pascale. Male l'affluenza, vota meno di un elettore su due, Schlein dice premiata l'unità, e poi complimenti di Meloni ai governatori e chiede collaborazione. Vediamo altre notizie. Intanto il conflitto in Ucraina, attacco su Odessa, risposte adeguate ai missili di Biden, Putin, raid sui civili per rappresaglia. La risposta di Putin dopo questa mossa a sorpresa di Biden, ormai agli sgoccioli del suo mandato, che ha dato l'autorizzazione a Kiev per l'utilizzo di missili a lungo raggio, esatto, verso la Russia. E poi vediamo il Fatto Quotidiano, due sberle alla destra dalle urne mezze vuote. Ancora altri titoli, la Repubblica sceglie la vittoria del Campolargo, la sinistra fa festa con i successi di Proietti in Umbria e De Pascale in Emilia Romagna, sconfitti gli sciacalli dell'alluvione. Crollo dell'affluenza, processo nel centrodestra, tensione tra gli alleati. Dopo il voto la Premier a Salvini dice abbiamo sbagliato candidature, e poi si congratula con i due nuovi presidenti. Oggi c'è un'intervista a Schlein su Repubblica che parla di uno straordinario risultato del PD. Meloni perde per tagli a scuola e sanità. Andiamo a vedere qualche approfondimento a proposito del voto in Emilia Romagna e Umbria, che vanno al centro-sinistra. Il PD vola, uniti si vince.
Andiamo a vedere anche il voto come è andato. Vediamo in rosso tutte le province appunto che hanno votato per la coalizione di centro-sinistra in Emilia-Romagna. L'unica esclusa è Piacenza, la provincia di Piacenza, e poi invece in Umbria entrambe le province, Perugia e Terni, appunto anche qui il voto schiacciante è stato per il centro-sinistra. Cosa ti faccio vedere di questi risultati? Intanto il Partito Democratico in Emilia-Romagna che sale al 42,95%, bene anche Fratelli d'Italia per quanto riguarda la coalizione di centrodestra. Anche qui Fratelli d'Italia ha guadagnato tanti punti percentuali rispetto alle ultime regionali. Invece c'è stato un crollo della Lega che è scesa al 5,28%, questo per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, mentre invece per quanto riguarda l'Umbria, anche qui il Partito Democratico è il primo partito con il 30,46%, mentre invece Fratelli d'Italia va bene, comunque è il secondo partito con il 19,46%. Anche qui vediamo un dato piuttosto basso della Lega che comunque rispetto alle ultime elezioni ha perso tantissimo. Hanno perso anche i 5 Stelle, vediamo soprattutto in Emilia-Romagna c'è stata una vera e propria debacle, sono al 3,55%. L'intervista oggi a Schlein che ovviamente trionfa, abbiamo rialzato la testa, destra sconfitta per i tagli alla sanità, è una vittoria collettiva a cui hanno contribuito tutte le forze progressiste grazie alla battaglia contro la manovra, e poi nonostante lo straordinario risultato del partito non abbiamo alcuna presunzione di autosufficienza. Però diciamo che il dato che dobbiamo sottolineare è sempre quello dell'astensionismo. Sono stati persi 800.000 voti, gli elettori pensano che scegliere non serva. Masia dice si sta diffondendo l'idea che se indichi uno o l'altro non cambia e non si incide. Questo purtroppo è il sentiment di tanti elettori che poi non si recano alle urne per i vari appuntamenti elettorali. Il giornale, come racconta oggi le regionali appunto in Emilia e Umbria, scrive vincono appunto astensionismo e sinistra, De Pascale e Proietti eletti presidenti, i complimenti della Meloni. Libero, giornale naturalmente di destra, Schlein si sente già premier, festino di consolazione all'opposizione, il PD si conferma per l'ennesima volta in Emilia e recupera l'Umbria storicamente rossa, così dopo 10 sconfitte su 11 alle regionali, Perelli è la prova che il piano sta funzionando. La Stampa, rivincita Schlein, avviso a Meloni, e poi vediamo invece la fotonotizia dedicata alla vendetta di Putin, la vendetta di Odessa. Dopo l'annuncio dei missili statunitensi per Zelensky, il Cremlino appunto bombarda mezza Ucraina, ci sono 10 morti tra cui anche dei bambini. Il Corriere della Sera, non solo regionali, vediamo anche le altre notizie. Intanto sono 1000 giorni da quando è iniziata la guerra in Ucraina. Bilancio e scenari che vengono fatti oggi dal Corriere: il sì ai raid in Russia, Putin attacca Biden, è un incendiario. E poi vediamo la fotonotizia oggi dedicata a Buffon che si racconta a 360 gradi, l'uomo, il calcio, gli affetti, il male oscuro, Chagall. Totti, il mio amico vero. Ha parlato un po' di tutto lui oggi al Corriere: l'attacco di panico in campo, la depressione, la guarigione grazie anche a Chagall, poi Agnelli, Moggi, Totti, Cassano, Ilaria D'Amico, CR7, le scommesse, appunto oggi le sue confessioni. E poi c'è un'altra notizia che vediamo su tutte le prime pagine, te la faccio vedere sul Corriere ma la vediamo anche dopo in altre. Il patriarcato, solo ideologia, polemica su Valditara. Ieri è stata presentata la fondazione Giulia Cecchettin a Montecitorio e le parole del ministro Valditara però hanno lasciato un po' tutti sbigottiti. Leggiamo intanto: emozione incredibile.
perché a distanza di un anno dalla notizia che era mancata la mia Giulia facciamo nascere qualcosa. Queste sono state le parole di Gino Cecchettin ieri alla Camera dei Deputati, appunto per la presentazione della fondazione dedicata alla figlia uccisa dall'ex fidanzato, ma questa fondazione nasce per prevenire e combattere la violenza di genere. Poi c'è stato il collegamento con il ministro Valditara, che però ha creato un caso, ha detto il patriarcato non esiste, l'aumento della violenza è legato all'immigrazione irregolare, queste sono state le sue parole, quindi legato agli stranieri. E ha risposto Gino Cecchettin dicendo: ricordo al ministro che chi ha portato via mia figlia è un italiano. E poi vediamo appunto il manifesto, dicevamo le frasi shock di Valditara, oggi sono state riportate su tutte le prime pagine. Educarne uno. Nasce la fondazione Giulia Cecchettin, il ministro Valditara non si presenta ma parla in un video registrato, disastroso, annuncia che il patriarcato è finito, poi contro ogni evidenza e davanti ai familiari di Giulia dà la colpa della violenza sulle donne ai migranti. L'Unità ci va giù pesante oggi perché scrive: ma il ministero alle idiozie esiste? Valditara confonde xenofobia e lotta ai femminicidi e poi nega il patriarcato. Ti faccio vedere velocemente un'ultima pagina, cambiamo completamente argomento. Angelo, andiamo al Mattino. Strage di ragazzi nella fabbrica abusiva. A Ercolano esplode un deposito illegale di fuochi d'artificio, morte 2 gemelle di 26 anni e un 18enne che erano al loro primo giorno di lavoro. Grazie Emanuela, ci rivediamo con te più avanti nel corso della mattinata. Intanto per noi c'è un'altra breve sosta, stavolta per guardare le previsioni meteo. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di martedì, quando le correnti molto umide da ovest determineranno instabilità sulla parte tirrenica, improvvisi piovaschi o rovesci dalla Liguria alla Calabria. Verso sera peggiora anche al nord con precipitazioni a ridosso dell'arco alpino. Sulla Sicilia occasionali fenomeni, sul Messinese altrove invece tempo maggiormente stabile e soleggiato. Venti tesi da ovest-nord-ovest con mari attorno all'isola mossi. Temperature mediamente tra i 18 e i 23 gradi di giorno, minime tra 10 e 15 gradi. Per quanto riguarda la tendenza per la giornata successiva, parliamo di mercoledì 20, più instabilità, quindi grande variabilità e di tanto in tanto qualche improvviso piovasco rovescio sarà possibile sull'isola. Il vento sempre sostenuto da ovest con mare mosso, molto mosso. Per quanto riguarda le temperature, addirittura in lieve aumento perché sulla parte orientale tra Catanese e Siracusano ci saranno venti di caduta e quindi le massime fino a 25-26 gradi. Tutti i dettagli precisi, gli approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor. Potrei dirvi che ricomincia Isola Verde, potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico. È perché ve l'ho già detto, vi aspetto ogni sabato sera in prima serata su Antenna Sicilia, Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Rieccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia e do il benvenuto a Stefania Ferrara, buongiorno. Buongiorno. Che rappresenta l'associazione A Casa di Momo. Sì, A Casa di Momo è una società cooperativa sociale che ha sede ad Acireale in un antico collegio, il Santo Noceto. È una cooperativa che si occupa di educazione esperienziale in natura. Infatti gran parte delle nostre attività vengono svolte nell'antico agrumeto della sede e anche ha un centro DSA BES, quindi per bambini con disturbi dell'apprendimento con bisogni educativi speciali. Stiamo vedendo intanto delle immagini mentre chiacchieriamo. Adesso c'è questa iniziativa che avete intitolato La mia piccola città. La mia piccola città che cosa significa? Una città a misura di bambino? Una città piccola perché ci riappropriamo delle cose che stanno vicino a noi?
Da cosa nasce la valutazione e questo titolo? Sì, la mia piccola città è un progetto che è stato finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Famiglia, e che in associazione con la cooperativa Identità, che anche lei ha un'esperienza in campo della disabilità ventennale, si occupa proprio di rigenerazione urbana, di far partecipare i bambini, le famiglie, il terzo settore alla riappropriazione della propria città, quindi una progettazione partecipata e la rigenerazione urbana. E come avviene questa riappropriazione della propria città? Voi operate su Acireale, che cosa state organizzando immagino per i più piccoli intanto, ma non solo per loro? Sì, è un progetto molto articolato, ci sono diverse azioni, un'azione che è rivolta ai minori seguiti dall'Ufficio dei Servizi Sociali di Catania, quindi l'USM, sono 10 ragazzi che stanno seguendo un percorso di formazione sia tra l'educazione esperienziale outdoor che l'adventure education, si ripropone di farli diventare dei volontari che poi affiancheranno i bambini che invece fanno un percorso, quindi sono coinvolte 30 classi degli istituti comprensivi ACESI, quindi minori che vanno dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado e anche la scuola secondaria di secondo grado. Quindi si arriva alle superiori? Sì, si arriva alle superiori, esattamente. I ragazzi partendo dai bisogni dei bambini, quindi andiamo a rilevare quelli che sono i bisogni dei bimbi, di cosa hanno bisogno i nostri bambini in città, come immaginano la città i bambini. Da lì si partirà con la progettazione partecipata e poi la realizzazione di questi progetti dei bambini, quindi ci sarà una procedura di voto per cui si saranno votati i progetti dai bimbi stessi, quelli che preferiranno saranno poi presentati al comune di Acireale, che è partner molto attivo nel progetto, e poi verranno realizzati. Questi bambini comunque vengono cantieri. coinvolti anche in alcune attività particolari, ci sono dei laboratori per cui si lavora la ceramica, partecipano in qualche modo e danno il loro contributo, hanno fatto anche una caccia al tesoro, quindi insomma c'è un'attività che spazia da quella culturale a quella sociale, a quella ricreativa, a quella ludica, c'è veramente di tutto nelle vostre attività. Diceva prima che ci sono questi minori, alcuni minori che hanno avuto la pena sospesa, che adesso hanno anche la possibilità di essere recuperati, reintegrati alla società, quindi prima la loro preparazione e poi saranno loro a guidare i bambini più piccoli nel loro percorso. Sì, quindi ci sono diciamo diversi rivoli, diverse sfaccettature nella vostra... Sì, sono diverse azioni proprio per andare a rispondere a quelli che sono i bisogni dei bambini, dei minori, che vanno da quello che può essere il deficit di natura, da quelli che possono essere i bisogni dei ragazzi che hanno delle difficoltà socio-economiche, dei bisogni speciali. In queste foto siamo sul vicolo Alliotta, dove è partita proprio un'altra delle azioni del progetto, che è Cantiere per Tutti, quindi un cantiere aperto alla cittadinanza. Il vicolo è stato scelto fra quelli proposti dall'ufficio tecnico del comune di Acireale, grazie alla collaborazione dell'assessorato all'istruzione. Questo vicolo verrà rigenerato su un progetto elaborato con i bambini e realizzato con i bambini, come dicevamo, delle ceramiche che saranno realizzate interamente, quindi dalla lavorazione della creta dai bambini fino anche alla cottura, la reazione dei bambini qual è? Perché
la vostra è un'esperienza che si fa all'esterno, non si fa soltanto, diciamo, nei laboratori al chiuso. I bambini hanno la possibilità di poter stare fuori, a contatto con la natura, a contatto anche con palazzi, con, diciamo, con la realtà che li circonda, e proprio in questo senso forse c'è anche questo concetto di riappropriarsi della loro città, una città in cui vivranno e che potranno magari seguire quando diventeranno magari loro i futuri protagonisti della vita cittadina. Sì, i bambini sono entusiasti, sentono molto la responsabilità di proporsi a tutta la città, e quindi hanno anche scritto dei cartelli che poi vorranno, cari cittadini, per rispettare questo luogo. Qui hanno lavorato per poterlo rendere più quelli che vediamo che stanno accessibile. scorrendo sono Sì. dei bambini molto piccoli. Sì, questi sono bimbi molto piccoli, vanno dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola primaria. Quindi sono bimbi che vanno dai 5 ai 8 anni, e hanno fatto una caccia al tesoro esperienziale tra le strade della città. E che cosa per scoprire il Vico a Liotta. Quindi sono passati dalla biblioteca Zalantea per sapere chi era questo signor Alliotta, perché è stata dedicata questa strada. Sono passati dalla Villa Belvedere, insomma quelle che sono delle attività esperienziali che si fanno con l'obiettivo proprio di far conoscere la città, di rendere la cittadinanza veramente attiva. E il vostro progetto, questa fase, quando si chiuderà del progetto? Allora, il Vico a Liotta verrà inaugurato il 21 dicembre, mentre tutto il progetto, quindi con la realizzazione dei cantieri che saranno scelti, sono stati progettati dai bambini, si concluderà a giugno del 2025. E quindi insomma quasi un anno scolastico, Sì, diciamo, si concluderà esattamente. con l'anno scolastico. Allora, noi ci fermiamo qui, grazie a Grazie Stefania a Ferrara, che è dell'associazione Casa di Momo, per queste belle iniziative che ci ha fatto anche vedere. In qualche modo abbiamo visto anche questi video. In bocca al lupo, e speriamo che insomma, questi bambini, oggi bambini, poi prenderanno, non dico il vostro posto, però magari, perché no, perché per continuare questo tipo di esperienza, per regalare anche emozioni a chi verrà assieme a loro per la città di Acireale, ma che si potrà allargare chiaramente a tanti altri luoghi e città della nostra regione. Ci dobbiamo fermare, torniamo fra pochissimo, cambiamo argomento, restate comunque con noi a Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia, e adesso parliamo del fenomeno. E quando si parla di fenomeno in questi giorni in Italia si parla soltanto di Jannik Sinner, che ha trionfato domenica sera alle ATP Finals, ma è un anno che trionfa di fatto, praticamente ha vinto tutto quello che c'era, che si poteva vincere. Per parlarne e per parlare del fenomeno ho in collegamento e ringrazio per essere con noi Giorgio Giordano. Buongiorno. Buongiorno. Che è il presidente della Federazione Italiana Tennis in Sicilia. Sì. Allora, Presidente, il discorso è questo. Il tennis sta vivendo un momento d'oro. Credo che insomma, i nostri ricordi, i ricordi del nostro tennis prima di Sinner erano legati prima a Pietrangeli, poi a Panatta, Barazzutti e Bertolucci, quella fase lì. Poi c'è stato un momento in cui il nostro tennis non ha vissuto dei grandissimi, diciamo, altissimi momenti. Adesso con la generazione Sinner c'è un movimento interessante. Certamente Sinner è la punta di questo iceberg, è quello che, diciamo, è più evidente, quello che vince tantissimo, quello che sta demolendo record su record, perché se ci mettiamo a leggere quello che ha vinto Sinner potremmo anche fermarci qui e non chiacchierare più, cioè nel senso che la nostra chiacchierata finisce qui, perché nell'ultimo anno ha vinto veramente di tutto. Però un dato mi piace sottolineare di Sinner, che è il terzo giocatore nell'era degli Open, da quando sono stati istituiti gli Open, questi tornei, che vince nella stessa stagione gli Australia Open, gli USA Open e le ATP Open, cioè Finals, cioè praticamente ha vinto tutto.
Allora che cosa possiamo dire di questo fenomeno? Poi parliamo un po' del tennis siciliano anche. Ma ha detto tutto lei, nel senso che abbiamo Sinner che è veramente la punta di diamante del nostro movimento, ma appunto dietro a Sinner c'è un movimento eccezionale. Il tennis italiano sta vivendo un periodo d'oro. Non ultimo ieri le ragazze nella Billie Cup, che è praticamente la Coppa Davis femminile, hanno battuto la Polonia e domani giocheremo la finale della Davis femminile. Ci apprestiamo a vivere di nuovo la settimana magica della Coppa Davis, ma ripeto, dietro Sinner ci sono tantissimi giocatori, abbiamo almeno 8 giocatori nei primi 100 posti della classifica ATP. Anche nel femminile il movimento è positivo, nel senso che abbiamo diverse ragazze che si stanno ben comportando. Devo dire che è un progetto, stiamo ottenendo i risultati di un progetto nato molti anni fa, un progetto, un sistema, il sistema Italia, che è riconosciuto da tutti come un sistema eccezionale, tutte le federazioni del mondo ce le invidiano, e ora stiamo raccogliendo il frutto di questo grandissimo progetto. Presidente, io le chiedo, è difficile magari poter insomma sbilanciarsi, ma il fenomeno, su questo certamente mi può dare un dato, il fenomeno Sinner ha trascinato i giovani ad avvicinarsi a trovare posto. Una cosa che negli ultimi anni non era successa, ma stanno nascendo nuovi campi da tennis. C'è stato il boom col padel, quindi tutti realizzavano campi di padel. Ora è ritornato di nuovo di moda il tennis. Si costruisce il tennis, i campi di tennis crescono, aumentano. La federazione ha in mente di incentivare moltissimo sulle infrastrutture, sulla realizzazione di nuovi campi di tennis, soprattutto nei posti, nei comuni dove campi da tennis non c'è. Nella nostra regione abbiamo parlato diciamo in generale del tennis in Italia, c'è questa voglia di fare tantissimo, ma adesso scendendo nel particolare in Sicilia, ci sono dei ragazzi che non dico che possono arrivare a questi livelli, ma ci sono dei piccolini che stanno nascendo adesso, no? Da un punto di vista sportivo, che si incominciano a formare. Abbiamo la possibilità di dare un nostro contributo al mondo del tennis. Ci sono, diciamo, dei piccoli campioni che ci fanno ben sperare. Assolutamente sì. Uno fra tutti abbiamo Federico Ginà, che è un ragazzo di Palermo, figlio d'arte. Il padre è stato per anni coach della Vinci, che ha ottenuto risultati a tutti noti. Lui è uno dei migliori under al mondo e devo dire ha buone prospettive. Ora si sta lanciando, almeno a quasi 18 anni, sta raggiungendo ottimi risultati e sono sicuro che ci darà grandi soddisfazioni. Però dietro a lui ci sono moltissimi giovani ormai lanciati in campo internazionale, fra questi ci sono molti del catanese. Io voglio ricordare proprio, sono stato a Torino e durante le ATP Finals un ragazzo catanese, Bruno Condorelli, ha vinto il Master nazionale Road to Torino ed è stato premiato appunto durante le ATP Finals da Paolo Lorenzi per aver vinto il Master Under 13. Ma ripeto, oltre a lui, oltre a Cinà, a Condorelli, ci sono tantissimi giovani, devo dire non solo Catania e Palermo, ma tutte le province siciliane hanno dei giovani che ci daranno grandissime soddisfazioni. Vorrei tornare anche... Sì, mi dica. No, prego. No, volevo tornare ad alcuni dati. Prima ho detto che Sinner è diventato il terzo giocatore a vincere questi 3 tornei importantissimi, c'è l'Australian Open, USA Open e le ATP Finals. Assieme insomma, prima di lui sono riusciti a fare questo Federer e Djokovic, praticamente 2 dei personaggi che hanno dominato la scena del tennis degli ultimi 20 anni. Diciamo, possiamo certamente quantificare in questo modo. Quindi se Sinner ci è riuscito, e è un giocatore giovane Sinner, la speranza del nostro tennis e quindi per tutto il movimento trainato da Sinner
è significativa, è importante. Ma sicuramente, assolutamente, ripeto, c'è un gruppetto di tennisti italiani di quell'era là del 2000-2001 che proprio sta ottenendo grandissimi risultati, Musetti, Sonego, Darderi, ma ne potrei citare tantissimi. Ormai l'Italia è veramente ai vertici del tennis mondiale. Sinner, ripeto, è un caso unico, un tennista eccezionale, i risultati sono quelli che notiamo tutti e sono veramente, ormai lo possiamo paragonare veramente al Nadal, a Federer, a Djokovic. È un grande campione. Io domenica ero là a Torino a vederlo e credetemi, Sono giocatori che possono contrastarlo. Alcaraz è un ragazzo molto giovane, ancora più giovane di Sinner, che ha un gioco fatto di grande potenza, così come fa Sinner. Sono i due, diciamo, le due stelle del futuro? È riuscito a vincere in semifinale con Zverev, però lo vedo già un gradino sotto rispetto a loro. Io dico che nei prossimi anni sarà una lotta a tre fra Alcaraz, Sinner e Zverev. Allora, noi ci auguriamo che il nostro Sinner possa avere diciamo, la meglio su questi altri due atleti che sono fortissimi, e le chiedo, adesso arriva la Coppa Davis, diciamo anche per la nazionale maschile, è la ciliegina che può completare praticamente quest'anno, che ha portato Sinner a vincere 70 partite su 76 giocate e ha vinto le ATP Finals senza perdere un set, ha lasciato briciole qualche game agli avversari. Allora, in proiezione Coppa Davis, così ci salutiamo stamattina. No, sicuramente partiamo da favoriti, ovviamente. Mi auguro che Sinner, insomma, dopo questo successo tenga la concentrazione per giocare questa competizione ai massimi livelli. Però abbiamo una squadra solida, compatta, abbiamo come gli altri singolaristi Berrettini e Musetti che insomma si fanno rispettare. Abbiamo un doppio, Bolelli-Vavassori, che è fra le prime coppie al mondo, quindi insomma partiamo da favoriti e speriamo di bissare il successo dello scorso anno. Presidente, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto quello che farete con le giovani promesse del tennis italiano e siciliano in particolare, visto che lei è il presidente della Federazione Italiana di Gioco Tennis proprio in Sicilia. Grazie davvero per essere stato con noi. Grazie ancora, ci fermiamo, breve sosta e poi ancora un altro ospite. Siamo tornati a Buongiorno Sicilia, con noi c'è in studio Nino Di Caolo, buongiorno. Buongiorno. Presidente di Sicilia Fiera, buongiorno. Allora, intanto subito diciamo che a giorni, a fine mese arriva Frutech 2024, adesso ci arriviamo perché a fine abbiamo avuto già l'esperienza di Eisan. Sì. Che insomma è stata dedicata all'energia. Assolutamente, a tutto quello che è la transizione energetica, perché oggi tutto parte dalla transizione energetica, specialmente la salvaguardia del nostro pianeta, che è importante, quindi dobbiamo stare attenti a ciò che lasceremo ai nostri figli e ai nostri nipoti quando sarà, quindi la transizione energetica oggi bisogna farla, bisogna attuare realmente quelle che sono le linee guida per la transizione energetica. Partendo dalla transizione energetica arriviamo alla transizione anche in agricoltura. Assolutamente perché sì. L'agricoltura chiaramente si adegua non solo praticamente a quella che è la transizione energetica, perché ci sono le tecnologie che supportano l'agricoltura in questo senso, ma diciamo che arriva una fiera dedicata all'agricoltura, arriva all'ortofrutta tecnologica. Assolutamente, diciamo che noi ci leghiamo tramite Eisan a quello che è oggi Frutech, che sarà il 28, 29 e 30 novembre in fiera da noi. Ci leghiamo tramite l'agrivoltaico, le nuove linee guida che ci sono oggi sull'agricoltura. Quindi da lì creiamo realmente un percorso e parliamo di agricoltura perché la nostra regione
deve avere oggi quello che è un evento dedicato all'agricoltura, a quello che sono le tecnologie da applicare in agricoltura e tutto quello che possa essere oggi un momento di confronto tra tutti quelli che sono gli attori oggi in quel settore. Sappiamo benissimo, la storia ci insegna che la Sicilia è una regione a vocazione agrumicola e riusciamo ad esportare nel mondo tutto quello che noi produciamo. Abbiamo dei marchi DOP come il pistacchio di Bronde, il pomodoro di Pachino e tanti altri che oggi comunque rappresentano la Sicilia, quindi perché non avere un salone che possa parlare di tutto quello che noi riusciamo a produrre e anche ad esportare. Presidente, io le volevo chiedere, ma in qualche modo Sicilia Fiera è una sorta di ponte tra quelle che sono le economie che ci sono nel Mediterraneo e anche l'Asia. Sicilia Fiera nasce con quell'obiettivo, Sicilia Fiera si pone un obiettivo non dico nazionale ma internazionale, quindi vogliamo lanciarci un pochettino più in là. Per noi è importante perché Sicilia Fiera, grazie alla sua posizione logistica, siamo nel cuore del Mediterraneo, siamo al centro dell'isola, possiamo tranquillamente guardare quello che è oggi l'Asia. Sicilia Fiera oggi dove si trova la sua location, come dicevo poc'anzi, la sua logistica non solo durante quello che sono i momenti dell'evento ma anche dove si trova, siamo a 10 minuti dall'aeroporto, la metropolitana arriva in Fiera, gli autobus arrivano già in Fiera, quindi il servizio pubblico cittadino arriva in Fiera, quindi Sicilia Fiera è in una posizione strategica, quella posizione strategica va sfruttata sia come polo fieristico ma va sfruttata anche come posizione geografica. La Sicilia oggi, essendo, come dicevo poc'anzi, nel cuore del Mediterraneo, può guardare già i paesi dell'Asia, i paesi dell'Africa, che sono tutti quelli che oggi sono in forte sviluppo e quindi lì noi possiamo creare quei momenti di networking e di collegamento. Ci saranno 3 giorni molto intensi durante Fruttech, ci saranno anche molte persone che arriveranno e saranno presenti, saranno ospiti, fra le altre cose ci sarà anche l'ambasciatore bulgaro Todor Stoyanov e ci saranno anche i consoli onorari presenti sul territorio siciliano. Avremo anche l'ambasciatore del Kenya, e quindi insomma una esperienza internazionale che farà da vetrina alla Sicilia. È una grande occasione, una grande opportunità. Oltre alla presenza dei consoli, comunque degli ambasciatori che ci onorano anche sulla linea istituzionale di essere qui da noi e quindi venire a visitare il nostro polo fieristico e venire a toccare con mano quello che le nostre aziende sul territorio producono, ma avremo la presenza di oltre 20 buyer internazionali, perché per noi è importante che i buyer internazionali, quindi coloro che poi lavorano sulle piattaforme nazionali e internazionali, possano venire a conoscere le nostre aziende, possano parlare con le persone, i nostri imprenditori agrumicoli, possano toccare con mano quello che è il prodotto che noi in Sicilia produciamo. Come Sicilia Fieri l'obiettivo allora a questo punto qual è? Da qui diciamo a media scadenza ovviamente. Da qui a media scadenza allora l'obiettivo di Sicilia Fiera è sempre stato quello di voler valorizzare il territorio ed essere una struttura nata e creata realmente poi per il territorio, riuscire a rilanciare gli eventi che già ci sono, che comunque crescono di anno in anno, l'abbiamo visto in questi giorni appunto con Ristorater Sicilia, si è ingrandita in vari padiglioni, Saim, sono dell'edilizia cresciuta in maniera esponenziale, con tantissimi ospiti, addirittura aziende che arrivavano da altre parti. No, quello che vuole fare Sicilia Fiera vuole essere quel contenitore che vuole far crescere e vuole essere attore oggi nel mondo fieristico, vuole avere la sua fettina nella parte fieristica e poter essere quel centro in Sicilia di collegamento, quindi come dicevamo poc'anzi di ponte tra i paesi, tra l'Asia e i paesi dell'Africa. Nel 2025 avete già in mente, perché ormai il 2024 ce lo stiamo mettendo alle spalle, quindi immagino ci sarà già un programma per il 2025. Il 2025 è già pieno, avremo tanti eventi e presenteremo un nostro nuovo evento, che è Vulcanica, ed è un evento rivolto a tutto quello che è la valorizzazione del distretto lavico e le pietre naturali e non che vengono prodotte in Sicilia. Noi abbiamo il perlato ionico di Sicilia, abbiamo appunto la pietra lavica, abbiamo l'Etna, quindi la esportiamo in tutto il mondo, siamo protagonisti nel mondo, ma ci sono anche vari graniti e varie pietre che noi produciamo in Sicilia, quindi vogliamo valorizzare quel settore e creare un evento appunto dedicato a quella filiera.
Non c'è soltanto quello? No, ripetiamo nuovamente i Sun e riparliamo di transizione energetica appunto per poter creare quel momento di incontro, rifaremo Frutech, ma tra tutti questi abbiamo un evento internazionale che ospiteremo che è Golf Made in Italy, è un evento rivolto al mondo del golf su cui stiamo lavorando ed è un evento internazionale questo, perché avremo appunto la presenza di 250 buyer internazionali, avremo presenze istituzionali importanti, verranno le regioni ad esporre da noi con i loro campi da golf. Quindi un progetto molto particolare. Questo fa sì che si attenzioni in Sicilia quello che è il turismo del golf, che oggi risulta essere uno dei business trainanti nella parte turistica. Allora, Presidente, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie, che viva lungo. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Nino Di Caolo, che è il Presidente di Sicilia Fiera. Grazie e ci ritroveremo più avanti, sicuramente. Nel corso, dei vostri eventi. Adesso guardiamo le pillole di Almanacco e dopo cambiamo come sempre tema. Noi andremo a scrutare le stelle con il nostro Marco Amato. Il 19 novembre è celebrata la Giornata internazionale dell'uomo, inteso come individuo maschile. Tale festività venne ideata dal professore Thomas Hoster nel 1991 e viene seguita in più di 50 paesi in tutto il mondo, tra cui l'Italia. Si tratta di un'occasione per promuovere dei modelli positivi per il ruolo maschile nella società, ricordando la necessità di migliorare l'aspettativa di vita dell'uomo, generalmente inferiore a quella della donna, e di seguire gli studenti che hanno statisticamente un tasso maggiore di abbandono scolastico. Ma cos'è l'elettricità? Si tratta di una forma di energia molto versatile che permette innumerevoli applicazioni. Considerate che il 66% dell'energia mondiale proviene da combustibili fossili che vengono bruciati attraverso reazioni che producono anidride carbonica. Le centrali che generano energia possono essere più o meno sostenibili ed è necessario muoversi verso una direzione sempre più green, riducendo il più possibile le emissioni dannose. E allora, è il momento delle stelle, è il momento di Marco Amato, che vediamo già pronto con una tazzona praticamente. Una tazzona, caffè per svegliarsi, per iniziare la giornata. Una giornata che inizia oggi non con la musica per te, ma con lo sport. No. C'è sport, stamattina c'è lo sport e ci sono due grandi campioni. Esatto, tutti parlano di Sinner, volevo parlarne Abbiamo fatto anche anch'io. noi poco fa, quindi riprendiamo, no? Proviamo a guardarlo un po' dalle stelle e a bearci del fatto che due grandi campioni hanno dato assolutamente lustro all'Italia. Parlo di Sinner e Martin. Ebbene, entrambi assolutamente vincenti. Uno leone e l'altro acquario. Il segno dell'io è quello della velocità di pensiero. Nel novero metto anche Pecco Bagnaia, che è stato comunque bravissimo, e proprio l'anno scorso festeggiavamo proprio la doppietta che fece con Martin, quindi questa sua posizione assolutamente preminente. Lui è un Capricorno, segno della resistenza. Grandi campioni, quindi grandi eccellenze che hanno dato assolutamente gioia a tutti i tifosi, gli sportivi e gli appassionati delle loro discipline. Ebbene, il leone è il segno di Sinner ed è assolutamente il vincente nella ruota zodiacale, proprio perché la forza del sole lo accompagna a vincere tutto e che appunto ha vinto di tutto, non c'è più nulla che debba o possa vincere. Complimenti quindi alla sua regale maestà e all'essere un campione sportivo che ci ha fatto sognare. Per quello che riguarda Martin e Bagnaia, sicuramente la loro zodiacalità li ha aiutati quest'anno in una maniera un po' diversa. Nel caso del Capricorno a essere costante, mentre nel caso di Martin l'acquario è il segno della velocità, quindi quale segno zodiacale meglio può aderire a un velocista come lui? Oggi peraltro è una giornata molto particolare
particolare che riguarda proprio Acquario e Leone. Oggi è epocale l'ingresso di Plutone nel segno dell'Acquario, che rimarrà in questo segno zodiacale fino al 2044. Pensate un po' quando è lungo il suo transito. Plutone non solo festeggia questi due grandi campioni ponendosi sulla polarità asse-leone, Plutone è il pianeta del potere, ma anche di ciò che è inevitabile. Plutone è un pianeta che aiuta a compiere il destino. Ma non solo, è anche il pianeta del potere e di un fascino e di un carisma innato. Plutone in Acquario porterà da oggi innovazioni nella medicina, nella scienza, nella tecnica e nella fisica. È un aspetto assolutamente salutato dagli astrologi come un cambio epocale significativo che avrà a che fare con un'innovazione ecumenica e speriamo che porti via tutta una serie di cose brutte o di limiti ancora dell'umano che hanno a che fare con medicina e con scienza. Sicuramente la natura ecumenica dell'Acquario lo farà intervenire anche in termini di pacificazione del mondo che tanto auspichiamo. Viva l'era dell'Acquario! Insomma, oggi è una giornata veramente densa di trionfi. Per questo i segni zodiacali fissi, Acquario, Leone, che sono i protagonisti della giornata, Toro e Scorpione, sono assolutamente in auge. Quindi esprimete un desiderio, vedrete che si avvererà per questi 4 segni zodiacali. Cosa fanno invece i mobili, quindi Pesci Vergine e Gemelli e Sagittario? Gemelli e Sagittario hanno una disputa in termini comunicativi, quindi devono aggiustare un po' le cose nel loro mondo di relazione, mentre invece Vergine e Pesci stanno riacquistando fiducia, l'uno nell'equipe lavorativa, l'altro in una persona in particolare che darà loro sicurezze come le cercano veramente. Rimangono per ultimi i cardinali, Ariete, Bilancia, Capricorno e Cancro. E beh, le stagioni incarnate da tutti questi 4 segni zodiacali subiranno un'accelerazione. Quindi nel mondo di Ariete e Bilancia le cose vanno molto più velocemente sia in amore, nelle passioni e nel lavoro, mentre invece per Cancro e Capricorno la Luna gestirà tutto e quindi oggi è una giornata un po' emotiva. E detto questo, con questa carrellata di stelle, pianeti e campioni, vi auguro una splendida giornata con un caffè che è una sveglia di origine naturale priva di fastidiosi segnali acustici. Grazie a Marco Amato, ci ritroviamo domani mattina, torniamo da Emanuela. Ho visto già di cosa ci vuoi parlare, ma non faccio nessun tentativo di spoilerare. Non fare spoiler, Gagliano. Assolutamente no. Parliamo della guerra dei Roses in casa Totti. Mi piace. Così l'ha definita il Messaggero oggi. Nuovo capitolo nella guerra dei Roses tra Ilary Blasi e l'ex capitano giallorosso, appunto Totti. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla base delle accuse della Blasi di abbandono di minore. La figlia lasciata sola a casa. Ilary denuncia Totti. La difesa di lui dice c'era però la babysitter. Praticamente lei ha fatto una videochiamata con la bambina, la più piccola della coppia, si chiama Isabella, ha 8 anni, e ha capito Ilary che la bambina era sola in casa. A quel punto ha chiamato i carabinieri, però lui era in un ristorante vicino casa e ha detto che però c'era la babysitter, quindi la bambina non era da sola. Dicevamo un nuovo capitolo perché ce ne sono stati anche altri precedentemente. Questo magari è un po' più grave visto che stiamo parlando di un bambino, ma ricorderà il braccio di ferro sui Rolex e sulle borse, cioè lui che diceva a lei riportami a casa i Rolex, lei no, tu però mi hai fregato le borse. Quindi vabbè, insomma, non è finita bene tra di loro nonostante un matrimonio durato tanti anni, sembravano una coppia inossidabile. E poi ti do una notizia di musica, torna la voce di Mina, lei non si fa più vedere da tanti anni ormai, nessuno è come lei. Il 22 novembre esce Gassa d'Amante, il nuovo disco della star, 2 brani sono di Elisa e Francesco Gabbani, apre la cover di Concato. Il figlio Massimiliano Pani dice oggi ci sono molti bravi cantanti ma pochi interpreti, tra
tra l'altro quello che viene sottolineato è che Mina negli ultimi anni si è molto aperta al mondo della musica giovanile. Lei ha fatto anche dei duetti con delle star emergenti della musica italiana, anche con degli stili totalmente diversi rispetto a quello appunto della divina Mina. Quindi lei crede molto appunto nei giovani e cerca di spingere anche questo tipo di mercato. Noi continuiamo a credere in Mina. Grazie davvero Emanuela. L'appuntamento con Buongiorno Sicilia torna domani, ma intanto oggi abbiamo detto il 19 novembre. Esattamente nel 1994 Vasco Rossi era prima in classifica con il celebre singolo Senza Parole. Grazie per essere stati con noi anche questa mattina. Buongiorno Sicilia, come detto, torna domani.